Vincenti, un podcast di Intesa San Paolo in collaborazione con Gambero Rosso. Castelbuono è un angolo di Sicilia dove patrimonio naturalistico, storico e artistico convivono insieme in una simbiosi tra uomo e natura, e quella di questa famiglia è una storia che inizia in quel piccolo centro nel Parco delle Madonie, negli anni 50, e lì rimane. Una storia fatta di continua ricerca nei sapori antichi e genuini, come espressione autentica della tradizione contadina dell'isola, ma soprattutto è la storia di un'intera famiglia. Loro sono Martino, Nicola e Fausto, i 3 figli del fondatore Mario, e questa è l'impresa di Fiasconaro. Agata Fiasconaro, figlia del maestro e responsabile della comunicazione di Fiasconaro, sarà lei a portarci dentro la loro pasticceria tra tradizione e produzioni tipiche della regione. Agata, parliamo di un'impresa di grande identità territoriale. Qual è il vostro rapporto con la terra siciliana? La valorizzazione del territorio della nostra isola è una delle principali missioni della nostra azienda, della nostra famiglia. Basta pensare che sin dall'inizio abbiamo valorizzato la nostra terra attraverso la selezione delle migliori materie prime della nostra isola, e grazie a queste materie prime abbiamo reinterpretato in chiave mediterranea il dolce e il panettone che produciamo, che non appartiene alla nostra cultura. Ma oltre questo, un'altra missione è proprio quella di creare in Sicilia una forte rete, una sinergia con diversi partner, proprio con l'obiettivo di creare un sistema imprenditoriale in Sicilia e esportare le eccellenze del territorio un po' in tutto il mondo. Fiasconaro non è solo un cognome, ma anche un'azienda che si tramanda di padre in figlio. Com'è stato il passaggio generazionale? È un'azienda familiare, l'azienda Fiasconaro. Basta pensare che l'azienda ha origini dal 1953, proprio grazie a mio nonno Mario, che ha saputo trasmettere a questi 3 figli, Fausto, Martino e Nicola, che oggi attualmente gestiscono l'attività di famiglia, ha saputo trasmettere questo amore per questa attività, per questo mestiere. La fortuna però non finisce qui, perché noi, nuova generazione, sono Agata che rappresento in un certo qual modo la terza generazione che avanza, abbiamo avuto la fortuna di innamorarci di questa attività. Sin da piccolini, a mo' di gioco, siamo stati coinvolti dalla nostra famiglia a giocare tra un laboratorio e un altro, e abbiamo proprio sin da piccoli acquisito un po' quali potessero essere i valori e la propensione al lavoro, l'entusiasmo che i nostri familiari hanno messo per questa attività, li abbiamo fatti nostri, e oggi ci sentiamo responsabili di custodire questo importante patrimonio, con l'obiettivo non soltanto di mantenerlo, ma di rinnovarlo giorno dopo giorno. Quindi la responsabilità che noi oggi, la nuova generazione che avanza, che ci sentiamo, è proprio quello di avere ricevuto in dono questa importante realtà, che ormai è conosciuta non soltanto in Sicilia a livello nazionale, ma anche oltre i confini nazionali, con l'obiettivo di apportare un valore aggiunto a tutto ciò che già fino ad oggi è stato fatto, quindi con l'obiettivo di apportare un'innovazione, ma sempre mantenendo saldi i valori della tradizione che abbiamo acquisito. Farsi ambasciatori delle eccellenze gastronomiche siciliane è motivo di orgoglio e di successo. Secondo voi, quanto si deve investire in una sostenibilità sociale e ambientale tutelando le piccole imprese? Il concetto di sostenibilità è un concetto col quale le aziende oggi come oggi devono per forza attenzionare. È un concetto che è molto affrontato dalla famiglia e dall'azienda Fiasconaro, un concetto sul quale si continua e si deve continuare ad investire. Parlando di sostenibilità, sicuramente quella sociale. Basta ricordare che noi solo a Castelbuono abbiamo creato una realtà dove 150 ragazzi in un piccolo borgo sono ormai i nostri collaboratori, quindi per noi questa è una responsabilità sociale sui quali ci sentiamo molto responsabili. Ma oltre questo, l'obiettivo anche di creare delle sinergie con dei piccoli laboratori proprio per aumentare l'humus imprenditoriale in Sicilia è una delle missioni che noi ci stiamo facendo portavoce. Parlando però di sostenibilità, sicuramente è un tema del futuro molto importante, e noi anche per i processi nuovi, per dei nuovi percorsi imprenditoriali che stiamo portando avanti, l'approccio sostenibile nei processi sia di prodotto che di innovazione, per essere al passo con i tempi.
L'artigianalità ha visto un suo anno record anche in un momento molto difficile. Com'è stato il vostro e cosa vi aspettate dal prossimo futuro? Il 2020 è stato un anno di grandi sfide. Abbiamo, come tutti ovviamente, dovuto lavorare in un anno dove l'incertezza è stato, la parola che ha condizionato il lavoro un po' di tutti. Abbiamo improntato tutta la campagna anche natalizia con un atteggiamento prudenziale, ma i risultati sono stati al di sopra delle aspettative, perché proprio abbiamo percepito l'interesse, l'amore dei consumatori verso i prodotti di alta qualità, prodotti artigianali. Quindi c'è proprio una ricerca da parte dei clienti, dei consumatori, un'attenzione verso ai prodotti non più standard industriali, ma verso i prodotti che si contraddistinguono per materie prime, per qualità di prodotto, per confezionamento e quant'altro. Nonostante la pandemia che ci ha colti di sorpresa, nonostante tutte